un viaggio insieme al suo compagno un po' rocambolesco, visto che ieri è stata soppressa la nave, ma dopo aver sentito le avventure di Ibrahim ieri sera, penso che qualunque viaggio sia una passeggiata confrontando a quello che abbiamo sentito ieri a Strangios. È con grande piacere che oggi ospitiamo la dottoressa Maria Grazia Cossu e il professor Francisco Sedda, che ci lega un'amicizia, una lunga amicizia, ma che viene dalle giornate delle Diane. Infatti ha portato anche Cosima di Grazia Deledda, anche quella un'autobiografia, e presenterà un libro su Vocedu che io, insomma, forse un po' esagerando, dico che è un po' un'autobiografia del popolo sardo, giocando sul linguaggio, sulla forma, analizzando anche con un po' di ironia all'interno di questo testo, una ironia che era molto simile a quella di un grande artista serramanese che era Franco Puzzolu, ha portato, ci ha narrato le gesta di questo piatto che diventano le gesta del popolo sardo. Passo la parola al sindaco Gabriele Littera per un saluto. Grazie a tutti. Grazie direttore, giusto due parole velocissime. Tanto complimenti nuovamente a tutte le persone coinvolte nell'organizzazione dell'evento, a cui tenevamo tanto. Mi fa piacere partecipare anche per introdurre appunto la presentazione in programma in questo momento. Con Francisco corre ormai, credo sia il 20ennale da quando ci conosciamo, quindi festeggiamo 20 anni. Francisco è, oltre che chiaramente un grande studioso, un intellettuale, è anche un politico, una persona con cui abbiamo condiviso per tanti anni un percorso comune. Se oggi anche io parlo in veste di sindaco, in parte lo devo anche a tutto quello che scaturì 20 anni fa da un lavoro che facemmo assieme. Detto questo, lascio chiaramente a Maria Grazia di moderare questa presentazione. Rinnovo i ringraziamenti da parte mia personale, ma anche dell'amministrazione a tutte le persone coinvolte, e faccio il mio benvenuto a Francisco, ma a tutti gli ospiti di questo evento. Buona presentazione. Allora, grazie, buonasera a tutti e buonasera soprattutto al nostro autore Francisco Sedda. È un grande piacere averlo qui, una persona di grande spessore culturale, è un professore dell'Università di Cagliari, docente di semiotica, che si occupa da tanto tempo di argomenti legati non solo al filone, insomma, della sua disciplina, ma anche ad opere legate alla lingua, alla cultura sarda in generale. Il suo elenco è lunghissimo, lo trovate anche nella pagina di copertina. Per esempio Tradurre la tradizione, Glocal sul presente avvenire, La vera storia della bandiera dei sardi, I sardi sono capaci di amare, Imperfette traduzioni, Manuale di indipendenza nazionale, Piccola storia simbolica, San Luri 1409, la battaglia per le libertà, Un arcipelago semiotico, Il sogno del falco, Il codice nascosto dell'opera di Sergio Azzini, quindi una serie veramente di interessi che lo portano a spaziare in largo campo sul settore appunto della storia e della cultura sarda. Gli organizzatori quest'anno mi hanno fatto un bellissimo regalo, dandomi l'opportunità di presentare questo libro di cui avevo sentito parlare, su Vocedu, Storia di un piatto e racconto di un popolo, pubblicato nella Biblioteca dell'Identità dell'Unione Sarda. Per tanti motivi, io non conoscevo esattamente il contenuto di questo libro, però ho avuto subito una grandissima simpatia per questo testo che mi è stato affidato. Prima di tutto perché stiamo parlando di un argomento golosissimo, gioiosissimo, che ha accompagnato da sempre le feste, tutte le ricorrenze, i momenti importanti delle famiglie sarde.
E poi Sborceddu è qualcosa che io ho sempre sentito, quasi nella mia famiglia. Io sono figlia di una Porceddu, da bambina, come tante famiglie di agricoltori serramanesi, avevamo il maiale in casa, era una grande festa il giorno della sabocidura del Subroku, per dirlo in inglese, e quindi veramente è qualcosa che ho sempre conosciuto sin da piccola. E vedere come un tema apparentemente così semplice della vita comune, così prosaico, trattato invece da una varietà di punti di vista incredibili, con un approfondimento storico, letterario, culturale, religioso, politico, se vogliamo. Veramente mi ha preso tantissimo questo libro, te lo dicevo anche al telefono questo pomeriggio. Quindi veramente vorrei che facessimo insieme questa passeggiata. Prendo qua e là, insomma, delle cose, innanzitutto proprio questo, che è una storia, come dici tu, è una storia che comincia da lontano. Il maiale è simbolo e testimone della nostra storia. Secondo te è nato prima il maiale o il sardo? Grazie Maria Grazia, e intanto un saluto a tutte e a tutti e un grande ringraziamento a Strangius nella persona di Peppe e a Sarramanesi nella persona di Gabriele. Anche bello appunto ritrovarsi dopo tanti anni, anche dopo chiaramente la fase della pandemia in cui era anche impossibile vedersi fisicamente, per quanto magari ci si tenesse leggermente in contatto, per cui è un motivo veramente di festa, e in qualche modo il maialetto diciamo, è sempre un'occasione di festa, e dunque sì, mi pare che stiamo qui a celebrare anche un ritorno così alla convivialità, al fatto di stare seduti in qualche modo agli stessi tavoli, occupare gli stessi spazi, condividere gli stessi rituali. E grazie appunto per aver così condiviso questo gusto della lettura, che era quello che io intendevo sollecitare, con un libro che in qualche modo, diceva anche Peppe Manias prima, è una forma di autobiografia collettiva, però vuole anche essere un libro godibile, un libro dove insomma qualche risata ci scappa, perché il protagonista ispira contemporaneamente cose goduriose, ma anche cose alte, a saperlo vedere in questa luce. Ed in effetti una delle prime provocazioni è arrivato prima il maialetto o prima l'uomo sardo? La soluzione è un po' come quella dell'uovo e la gallina, che stanno insieme, non è che c'è prima uno prima l'altro, il punto è che se non c'è l'uno non c'è l'altro. E io all'inizio un po' provocatoriamente racconto del fatto che prima dei sardi di oggi, quelli che geneticamente sono i sardi di oggi, ci fu un'altra ondata umana in Sardegna, e quindi con questa ondata umana arrivarono 3 o 4 specie, fra cui un maialetto pleistocenico, cioè stiamo veramente parlando di migliaia, decine di migliaia di anni fa. E c'era questo piccolo maialetto e sono arrivati assieme. Il primo uomo che ha messo piede in Sardegna e questo maialetto sono arrivati assieme. A me è sembrato un segnale, come possiamo dire, di un destino che ci univa. Ma la cosa più incredibile è che a quanto pare quel primo uomo arrivato in Sardegna doveva amare così tanto questo maialetto che lo ha estinto, cioè l'ha mangiata a boccidura. Si chiamava sussondari in termine tecnico, mangiato così tanto che quel maialetto si è estinto. Chiaramente, come lo sapete, sono rimaste le ossa. Le ossa sono fondamentali. Penso che quando voi buttate roba state testimoniando per quelli che verranno nel futuro che cosa mangiavate, di cosa vivevate. Cosa è successo? Cosa che secondo me farebbe inorridire Cracco e gli altri di Masterchef, che non avendo più maialetti da mangiare, hanno dovuto iniziare a mangiare questo, che è il prolago, che era un incrocio fra una lepre e un topo. E per migliaia di anni i sardi, quei sardi, si sono cibati del prolago. Però, no, ho detto migliaia, in realtà chiaramente stiamo parlando di tempi dove è difficile dire con chiarezza quanto sono durati ancora. Ma il punto qual è? È che quel primo uomo arrivato, quel primo tipo di ominide che è arrivato in Sardegna si è estinto. E allora io dico, evidentemente senza il maialetto, il prolago non bastava, non valeva la pena vivere, non valeva la pena vivere
senza il maialetto, però è anche una forma di monito. Allora mangiamolo il maialetto, però insomma con la giusta misura, moderazione, perché se si estingue lui ci estinguiamo anche noi, la storia questo ci insegna. E la cosa incredibile è che, se guardate, questa è una delle prime dee madri, c'è un grande dibattito attorno a questa statua. Guardate il volto, si vede che c'è un seno, chiaramente, ovviamente è molto rovinata, però si vede un seno, ma soprattutto ci si è interrogati su questo volto, se è il volto di un prolago, ad esempio, se è una maschera. E però ritroviamo in queste antichissime forme di celebrazione di noi stessi, della cultura, dei segni di divinità e di fertilità legati al cibo. Questo per dire, capite quanto è importante la relazione che noi stabiliamo con il cibo. Diceva giustamente Maria Grazia, sembrano cose comuni, ma in realtà nel rapporto che noi stabiliamo, per esempio, con gli animali in tutta la loro complessità, c'è una parte importante della storia simbolica, anche dell'identità di una collettività. E dunque, insomma, è un tema che si presta da un lato, insomma, a riflessioni semiserie, che poi tanto semiserie non sono, nel senso che veramente il rapporto con il cibo e con la carne oggi ci parla anche dell'impatto ambientale sul pianeta, ci parla della sostenibilità delle coltivazioni, degli allevamenti, ci parla dell'etica, perché mangiare animali comunque è un gesto forte, per quanto noi lo diamo per scontato. Dunque diciamo che apre a tante cose, e nel caso della Sardegna il maialetto, insomma, si offre come un baluardo per riflettere su tutto questo tipo di questioni. Al telefono mi dicevi, questo libro è un po' come ripercorrere la storia della Sardegna. E in effetti è questo che succede. Se noi appunto sfogliamo il libro, leggiamo il libro dalla prima all'ultima pagina, vediamo appunto questi segni di sardità che la attraversano. E quindi a partire per esempio da ciò che rimane, non so, della cultura nuragica. Hai parlato per esempio del ritrovamento, che so, per parlare di barumini che ci sono ancora intorno alla... Ecco, spiegalo tu. Ci sono ancora i segni degli spiedi, no? Sì. Nel modo di cuocere il maialetto, però in verticale. Sì. E la cosa incredibile è che chiaramente nell'ambito degli studi che io frequento, in generale negli studi culturali, quando si parla di identità, la prima cosa giusta da fare è non dare le tradizioni presenti per scontate o per eterne o per qualcosa che c'è dalla notte dei tempi. E molto spesso quando si va ad indagare si scopre che effettivamente molte delle cose che facciamo, che mangiamo, che consideriamo anche identitariamente forti sono recenti. Voi pensate, per noi oggi mangiare le cose al sugo è una cosa normale, ma i pomodori ce li abbiamo da dopo la cosiddetta scoperta dell'America, le patate sono arrivate dopo, i fichi d'India sono arrivati molto tardi, ecco. Per esempio il fico d'India è una cosa che a noi ci segna il paesaggio, ma se vogliamo continuare potremmo dire gli eucaliptus. Gli eucaliptus sono di centinaia di anni fa, eppure ormai, come mi disse una volta, proprio facendo politica, nei tempi che richiamava Gabriele prima, mi scrisse un emigrato sardo che ci seguiva con passione dall'Australia, diceva: quando sono qui in Australia e vedo l'eucaliptus penso alla Sardegna. In realtà dovrebbe essere che quando vieni in Sardegna e vedi l'eucaliptus pensi all'Australia. Cioè, se continuiamo così, fra un po' avremo il koala come nuovo animale simbolo, nel senso che, capite? Oppure una volta un dibattito a Sedilo, mi dissi: ma perché davanti alla processione dell'Ardia non mettete le launeddas? Dice: ma non ci sono mai state, questa non è tradizione. Ho detto: sì, ma la banda comunale non deve essere una cosa di qualche millennio fa, con gli ottoni e con i tamburi e il resto. Allora capite che è giusto avere uno sguardo critico, nel senso di andare ad analizzare quando e come certe cose hanno preso forma e anche perché si sono imposte. Con il maialetto la cosa incredibile è che uno dice: vabbè, adesso lo smonto e in qualche modo faccio anche il colpo di dire questo mito è posticcio, è recente. E invece no, quando ti giri indietro il maialetto c'è già, e c'è veramente da tanto tempo. Insomma, questa è la grandezza della testa di un maialetto nostrano,
rispetto a un maialetto russo. Questa è conservata al Museo di Storia Naturale di Berlino, proprio per mostrare quanto sono piccoli i nostri maialetti. Questi maialetti se la giocano con i maialetti dell'isola di Kyoto in Giappone, sui maialetti più piccoli del mondo. Questo perché le isole rimpiccioliscono tutto. Per cui noi siamo giusti per la grandezza delle isole, ok? Sappiatelo, non fatevi fregare che dice che siamo troppo piccoli, bassi, siamo giustissimi, è proprio esattamente quello che la natura richiedeva. E il maialetto si è adeguato e lo dimostra. È la cosa incredibile che quando uno torna indietro trova frammenti di bronzetti come questo. C'è una mano che tiene questo, io l'ho chiamato oggetto suino non identificato, perché c'è un grande dibattito, anche Giovanni Lilliu si chiedeva: ma è proprio lui o non è lui? Essere o non essere maialetto? Questo è il problema, perché vedete che ha questo manto un po' così. Allora Lilliu insomma inizia a parlare che forse è c'è un maialetto, un procede padenti, un maialetto del bosco, un maialetto mezzo selvatico, insomma sono questioni, però il punto è questo, cioè noi abbiamo testimonianze dell'epoca nuragica purtroppo frammentarie, nel senso che qua manca il resto, dove abbiamo una mano che tiene per una gamba un maialetto. Allora ovviamente tutto il ragionamento è: che cosa indicava, qual è il significato? Perché allora stiamo capendo che il maialetto ci accompagna da migliaia di anni, però gli davano lo stesso valore i sardi dell'epoca nuragica che gli diamo noi? La mia idea, la mia ipotesi, chiaramente qui non vi racconto in dettagli in tutte le, diciamo, le prove e controprove, è che in realtà il maialetto facesse parte di un rito sacrificale, cioè di un rito molto più religioso, ma anche molto più politico di oggi. Maria Grazia ricordava che appunto a Barumini e per esempio a Palmavera, il nuraghe molto bello di Alghero, nelle cosiddette capanne delle riunioni, dove al centro c'è il cosiddetto altare a forma di modello di nuraghe o di modello di cosmo, si sono ritrovati i pasti che venivano celebrati durante le riunioni con le ossa di maialetto, non solo le ossa di maialetto, ma anche le ossa di maialetto, e addirittura con i buchi per mettere lo spiedo, per mettere su schidone e cuoce di maialetti, perché davanti si vede che ci sono ancora le braccia. Allora, pensate quanto è profondo, quanto è antico, e pensate quanto c'è da scoprire, perché io, dopo aver pubblicato il libro, ho trovato che, grazie a un recupero dei gruppi come possiamo dire, per la difesa del patrimonio archeologico, è stato trovato questo. C'è un capo tribù che tiene esattamente per la gamba un animale, vedete, probabilmente, come già ipotizzava anche Lilliu, per un sacrificio, in una forma, diciamo, di buon augurio. Allora, voi sapete, ci sono tanti bronzetti con offerenti cosiddetti, però vedere questo tipo di immagini prende un colpo al cuore. Adesso voi non lo vedete bene e purtroppo la qualità in generale del reperto è un po' rovinata, non si capisce qui se è un prolago, se è un maialetto o se è un agnello. Diciamo che li prendiamo tutti e tre per buoni. Però una cosa importante, e questo vi dice anche che poi quando noi studiamo noi stessi, uno dei grandi modi per capire noi stessi è guardarci attorno, senza avere paura di perderci. Noi non ci perdiamo se sappiamo chi siamo, se siamo sereni con noi stessi, dobbiamo aver paura di incontrare gli altri. E anzi, generalmente incontrando gli altri capiamo di più quanto vale, quanto è bello, quanto può essere ricco, quanto potrebbe essere anche migliore essere salvi. Questo modo di tenere i maialetti, qualche secolo dopo, qui stiamo verso il IX-X secolo a.C., qualche secolo dopo ce l'abbiamo testimoniato nei rituali di fertilità greci, cioè tenere il maialetto che veniva sacrificato da Demetra per propiziare la sorte e anche per fondare la comunità, veniva tenuto per il piede ed era esattamente un maialetto. Adesso a me non mi interessa, i sardi l'hanno fatto prima dei greci, chi è arrivato prima, non è quello il punto è capire quanto era profondo il significato di quella presenza. E capite che andare così in profondità ci porta a vedere veramente tante cose. Questa è la nave del cosiddetto Duce del Capo di Vetulonia, cioè è stata trovata in Italia, è stata trovata, diciamo, nell'Etruria, in una tomba che però era
di una regina, così si dice, di origine sarda, e questa è una delle cose più belle ed è di fattura sarda, indubitabilmente. Cosa significa questa navicella nuragica, quella che si può chiamare un'arca di Noè sarda? Guardate tutti gli animali che ci sono. E c'è anche il maialetto, è una bella domanda, bella domanda. Forse quello che sta di là, dall'altro lato, adesso guarda, ci sono delle scene bellissime di caccia, vedete di là ci sono i cani che stanno acchiappando il cinghiale, e qua invece c'è una monta praticamente di un ariete, qua ci sono i bui, il toro, vedete il grande cervo che era l'animale totemico. Per esempio, attenzione, oggi il maialetto è l'animale simbolo dei sardi, se la gioca con la pecora, ci arriveremo. Ma all'epoca sicuramente erano il toro e il cervo gli animali totemici. Sì, probabilmente nel rito il maialetto aveva un grande ruolo, ma a livello di simbolo c'era il cervo in prima posizione. Oggi non lo diremo, magari non abbiamo tutta questa identificazione con il cervo, poi l'abbiamo persa. Ma per andare veloci, guarda, questa invece è probabilmente la navicella matrice, cioè la navicella da cui quell'altra di Vetuloni è stata ispirata. Questa è stata trovata a Meana Sarda, nel centro della Sardegna, e guardate lì davanti, ci sono chiaramente un cinghialetto, tutto ispido, e dall'altro lato il maialetto con la coda torcigliata. E per cui io dico che in qualche modo era già lì, e insomma ha navigato sulle onde del tempo per arrivare fino a noi, ed è ancora con noi. Nel libro scrivi anche che nelle offerte rituali generalmente gli animali venivano sacrificati, però per quanto riguarda il maialetto probabilmente c'era anche un momento di festa, quindi di condivisione, di cottura, veniva fatto sulle braccia, e poi quindi anche di condivisione, mangiare appunto questo animale. E insomma, per rimanere nei luoghi abbastanza vicini che possiamo conoscere e vedere bene, anche in un sito archeologico di Sardara, vero? Hai trovato dei maialini, ci sono stati trovati dei maialini che sono stati seppelliti. È stato ritrovato, qui siamo già in epoca ormai, quella che viene epoca romana, è stato trovato, allora, tanto ci sono tutta la serie di maialini di Demetra con maialino, questi sono tutti trovati in Sardegna, e appunto questo dimostra anche di grandi sincretismi, di grandi scambi mediterranei. Guardate, il ruolo della Sardegna nella storia del Mediterraneo, secondo me, deve essere ancora ben capito. Dopodiché io dico, non dobbiamo passare dalla nullificazione, da questo sentirci che non valiamo nulla, a passare alla megalomania, non serve. Insomma, però ci dobbiamo ancora riprendere, diciamo, da una serie di schiaffi, di traumi storici che abbiamo subito, e anche questo, anche attraverso un maialino tenuto in braccio da Demetra con la fiaccora, si vede l'importanza che la rete di circuito di scambi dentro cui la Sardegna era inserita. E poi si arriva appunto a Sant'Anastasia, se non ricordo male, a Sardara, dove adesso qui non si vede bene, ma praticamente ci sono diverse tombe in cui, siamo al II secolo d.C., in cui le persone sono seppellite con i maialini, come una specie, io dico, neanche la morte ci separerà, cioè ti ho voluto così bene in vita che ti porterò con me anche nell'aldilà, anche perché se è vero che nell'aldilà mi devo preparare ad un'altra vita, meglio avere un maialino appresso, così siamo sicuri di sopravvivere, di continuare a far festa. Ed effettivamente, chiaramente, il tema della festa è un tema ricorrente. Ovviamente quando noi diciamo festa c'è appunto il problema di capire cosa significava un tempo festa. Per esempio maialini, resti di maialini nella cultura nuragica sono stati trovati a Santa Vittoria di Serri, quella che è detta la corte delle cerimonie. È chiaro che era festa, però dovete considerare che nell'antichità la festa era quasi sempre un momento sacrale, era un momento in cui, diciamo, la comunità ricreava i suoi legami, e appunto in questa compresenza anche nelle tombe, anche nei momenti funerari dei resti di un maialino, secondo me si vede la profondità del legame. Tra l'altro siamo in un'epoca che poi sarà il momento di crisi dell'impero romano, che sapete ovviamente aveva il suo influsso anche in Sardegna. La Sardegna era una provincia, attenzione a non confondere il termine provincia con quella che abbiamo oggi. Provincia all'epoca voleva dire
per farvela semplice, province dell'impero romano erano la Sardegna, la Gallia, la Spagna, l'Africa. Quando Ottaviano Augusto fonda l'Italia, l'idea d'Italia, dice le regioni d'Italia sono 11, poi ci sono le varie province che sono la Sardegna, la Spagna, la Gallia e così via. Cioè c'era comunque il riconoscimento che i sardi erano un'altra cosa, ok? E in questo momento anche poi di crisi, tutte le cose importanti vengono messe sottoterra. Anche poi nei periodi successivi c'è la pratica, per esempio, di sotterrare le monete, cosa che ci ha consentito poi di trovarne tante, soprattutto di questo periodo. Per cui io dico, vedi come lo spazio si carica di valore, portarsi qualcosa sottoterra all'epoca voleva dire questo vale, e dunque questo conferma ancora di più la centralità che il maialino aveva nella nostra vita, nella nostra cultura dell'epoca. Se rimaniamo ancora all'interno del periodo romano, ad un certo punto tu parli proprio di Sardegna, quindi noi sappiamo come granaio di Roma, invece anche come porcilaia di Roma. Sì. Quindi c'era anche tutto un commercio, ovvero una produzione destinata poi insomma, come possiamo dire, alla vendita esterna. Sì, probabilmente alcuni colleghi esperti di queste, diciamo, anche della questione agricola, dicono che in realtà non era tanto il grano che era centrale in Sardegna per Roma. Roma il grano lo prendeva soprattutto dalla Puglia, dal sud Italia, e invece era centrale il commercio di maiali. I romani erano ghiottissimi di maiali, e una cosa che secondo me viene fuori è che nonostante i maiali sardi, dagli studi che sono stati fatti, non fossero della pezzatura che loro prediligevano, eppure volevano a tutti i costi maiali. C'era proprio un traffico. Abbiamo proprio i commercianti cagliaritani che portavano maiali, addirittura le tasse potevano essere pagate in maiali, le tasse che i sardi dovevano. Ovviamente, guardate, era una forma di colonialismo forte, cioè esportavano via tutto. E allora, ma se non erano fatti, questi maiali non erano perfetti rispetto alle loro misure, diciamo così, perché ne volevano così tanti? Chiaramente l'ipotesi è che fossero più buoni, che avessero una qualità, un sapore eccelso. E guardate, che questo poi troveremo conferma quando le fonti aumenteranno e diventeranno più esplicite. Nel 1700 un grande studioso, un grande naturalista italiano che insegnava a Sassari dirà che il maiale sardo era più buono, era il più buono che si potesse trovare, per cui c'è anche questo fatto. La cosa interessante è che hai due cose interessanti quando facciamo i confronti anche nell'antichità sui popoli, è che uno, ai romani piaceva soprattutto il maiale grosso, diciamo così. Loro avevano questa ricetta, bontà loro, sono rimasti molti ricettari, in cui dentro un grande maiale infilavano dell'altra roba, era proprio uno spettacolo così, addirittura anche degli uccelli vivi. Quando si apriva il maiale, il porco, uscivano fuori cose che volavano, c'era una moda orientale, un modo molto teatrale. Dall'altro lato, quando facevano il maialetto, non lo facevano arrosto, lo preferivano stufato. Perché lo preferivano stufato? Perché c'era tutta una teoria all'epoca che, per così dire, l'arrosto era la cosa più vicina al modo primitivo di vivere. Più andavi verso il bollito, lo stufato, più ti eri incivilito. Chiaramente loro si sentivano più civili e dunque lo volevano il nostro maiale, ma lo cucinavano e lo mangiavano diversamente. Poi guardate, sull'alimentazione si scoprono delle cose incredibili. Per esempio, se oggi uno vi dicesse che all'epoca i greci chiamavano i romani polentoni, vi farebbe ridere, però una delle cose che i romani amavano di più era questa pulse, questa specie di polenta. Chiaramente oggi nessuno se la ricorda più, così come nessuno si ricorda più il garum, che era una specie di mistura, sì, di sugo di pesce, una cosa che è stata ritrovata anche a Pompei, che credo che chi ha riprovato a mangiarlo sia morto. Però forse Pompei in realtà si è estinta per quello. Però capite che le geografie, diciamo, anche dell'alimentazione, anche degli stereotipi sono cambiati moltissimo, però ci dicono tanto anche di come attraverso quel tipo di mangiare passava una visione di civiltà. Pensate ad esempio che siamo nell'epoca in cui Cicerone, per indicare che la Sardegna, cioè la Sardegna, che non ha nessuna
comunità amica del popolo romano, la Sardegna che è una nazione, la chiama proprio una nazio, differente, soggiogata, che dice non conosce la libertà se non per mentire, cioè ne dice di tutti i colori, per arrivare a dire che eravamo proprio insopportabili. Per esempio di Tigelio, il grande poeta sardo, dice più pestilenziale della sua stessa patria, arriva a dire persino il miele in Sardegna è amaro, il famoso miele di Corbezzolo, cioè come dire, questi proprio non fa manco con il miele che è dolce, mangi quello sardo e ti viene da dire questi non sono come noi, lasciamoli da una parte, in realtà poi insomma non ci lasciamo proprio da una parte. Allora, tu hai esaminato veramente con grande attenzione tante fonti, no? E per rimanere alle più importanti, quelle che insomma hanno costituito davvero un caposaldo nella nostra cultura, parli anche di Eleonora d'Arbore, della Carta de Logu, dell'attenzione che fra le tante cose viene riservato anche agli animali, ai maiali in particolare. Sì, allora nella Carta de Logu purtroppo il maialetto non c'è, io ci speravo di trovarlo, ma no. Però c'è il maiale, c'è sul procum annali, così detto, è scritto porcum annali. Perché? Perché in realtà qui veramente vediamo una cosa comune a tutta l'Europa medievale. Questa l'ha studiato poi molto bene Michel Pastoureau, uno dei maggiori studiosi dei simboli medievali e anche del maiale medievale, anche se poi lui si è concentrato soprattutto sulla Francia. E c'è un'esplosione del maiale. Il maiale nel Medioevo è veramente centrale, ma è un grande fattore, dunque un grande fattore di ricchezza, ma è anche un grande fattore di disordini pubblici, perché i maiali sono così tanti che lasciano il bosco ed entrano nei seminati, nei campi, e distruggono tutto, addirittura entrano nelle città e a volte si mangiano i bambini. A Parigi nel 1300 viene fatto un processo contro un maiale che si era mangiato un bambino e viene condannato in pubblica piazza il maiale, quasi ad esorcizzare questo fatto, e in Sardegna non andava diversamente. Eleonora in diversi capitoli, Eleonora alla sarda, in diversi capitoli della Carta de Logu deve scrivere che se quelli che hanno i maiali di un paese non controllano e i maiali vanno e distruggono i campi degli altri, e soprattutto se vanno e distruggono i paesi degli altri, dunque creando anche un problema fra Serramanna e i vicini, e allora quei maiali possono essere abbattuti e vanno a quelli che hanno avuto le loro coltivazioni danneggiate. Dunque era un problema di ordine pubblico, c'era un problema di abbondanza ma contemporaneamente di ordine pubblico. Dall'altro lato è interessante, sapete, Eleonora è figlia di Mariano IV d'Arborea, Mariani in sardo. Tra l'altro Mariani nella prima Carta de Logu che ci è arrivata è scritto Mari, con la Mar, poi J, Ani, perciò è Margiani. Ok? Vedete come gli animali, infatti soltanto in Sardegna credo che ci sia questa cosa della volpe chiamata Mariane, Mariani, Margiani, probabilmente perché i sovrani, quasi tutti i sovrani d'Arborea si chiamavano Mariano, e dunque, ed essendo furbi, essendo abili anche nella guerra eccetera, probabilmente questa cosa ha creato questo doppio rapporto. Qui tra l'altro sapete che la volpe è un altro animale su cui serve da scrivere, tanto perché il nome della volpe non si può dire in sardo, è un nome tabù, per cui voi avete un'infinità di nomi della volpe in Sardegna, in sardo, perché in qualche modo il nome vero della volpe non si poteva dire, era una sorta di tabù, di esorcizzarla, perché era sacro ma era anche un animale difficile da gestire. La volpe insomma nel Medioevo, pensate, le cacce alla volpe, insomma qualche importanza aveva. Comunque Mariano abbiamo ritrovato un collega in un atto notarile a Barcellona il pranzo del suo matrimonio. Mariano si sposa con Timbora di Rocabertì a Barcellona, e nel documento che ci è rimasto, in questa nota di spesa, c'è scritto a un certo punto che si mangiarono tutta una serie di cose, e a un certo punto c'è scritto anche il porc, però purtroppo il documento si taglia lì. Pensate anche la sfortuna, il documento finisce quando stava, per cui non sappiamo se era un maiale grande o era un maiale piccolo. Io ovviamente dico che Mariani, anche se era fuori come tutti fuori sede, ha detto no vabbè, mi sto sposando qui, ma mi faccio mandare un maialetto, se no non è un matrimonio serio senza un maialetto. Per cui
in realtà c'è veramente tanto da scavare. Io credo, ancora oggi, perché ho portato questo libro di Grazia Deledda, perché per questo convegno di cui parlava anche Peppe Manias, che si sta tenendo in questo momento a Nuoro, io ho parlato ieri ma poi sono scappato per venire qui, leggendo Cosima, che colpevolmente non avevo ancora letto, c'è un passaggio fantastico che poi magari vi leggo sul maialetto da latte, che dice della profondità dell'identificazione fra il maialetto e i bambini. Ma questo significa che dove ci giriamo, qualunque testo noi andiamo ad affrontare potrebbe saltare fuori qualche maialetto. Questo è anche un invito a tutti, diciamo, a tenere gli occhi aperti, perché effettivamente, secondo me, quello che io ho fatto, sì, ci ho messo 10 anni a scriverlo perché stavo facendo anche altro, però non credo di aver esaurito l'argomento. Credo appunto basta un testo come questo del Nota Spesa di Mariano IV, del suo matrimonio a Barcellona alla metà del 1300, e ti salta fuori che lui, che sarà poi non solo il padre di Leonora, ma il sovrano che unirà la Sardegna, perché fu lui il primo a scrivere la Carta dell'Ogu, ad andare dal Papa e dirgli dammi a me il titolo di re di Sardegna, perché noi sardi questa terra è nostra e ce la siamo conquistata. Beh, comunque c'era il maiale anche lì, e dunque insomma sarà una piccola cosa, ma sapere cosa ha mangiato il re il giorno del matrimonio, insomma, non è cosa da poco. Leggendo il libro, allora, leggendo il libro noi vediamo proprio, a proposito di quello che dicevi adesso, c'è una consapevolezza interna di questo legame profondissimo fra i sardi e questo il Sugrocedo, comunque questo animale, e invece una presa di coscienza, come dire, un'impressione da chi viene da fuori, una percezione nuova del sardo. Quindi questa identità, questo significato così legato all'identità che i sardi sentono di sé, viene colta soprattutto, stiamo pensando alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, dagli studiosi stranieri, vero, che viaggiano, conoscono e cominciano a giudicare con gli occhi dell'estraneo, insomma, questa situazione. E tu citi così, per esempio, gli studi di Lorenz oppure quest'altro studioso Vuillet. In qualche modo è come se la Sardegna, chiuso questo periodo spagnolo, diciamo così, sia apparsa un po' anche all'orizzonte, vero, dell'Italia rispetto con un'identità nuova, con un ruolo nuovo. I sardi hanno consapevolezza di questa loro presenza oppure sono ancora chiusi, secondo te, nella loro cultura, nel loro mondo, senza rendersi conto che gli altri li stanno osservando e stanno anche giudicando? Ma guarda, il fatto è questo, che generalmente ci si rende conto di chi si è quando si incontrano gli altri, cioè l'altro ti costringe anche a non dare per scontato quello che fai e che hai, e dunque in realtà la storia della Sardegna in tanti momenti, diciamo, si apre a questo tipo di confronto anche conflittuale molto spesso. Adesso tu stavi già citando il 700-800, adesso mi veniva in mente che una cosa che non ho detto del Medioevo, tra l'altro questa statua di Sant'Antonio con il maialino sotto, purtroppo non si vede molto bene, che è molto rovinato, è del 300, è una statua, se non ricordo male, che sta a Castelsardo. Ecco, in questo periodo ci sono una serie di poesie prodotte in ambito toscano e soprattutto senese, in cui si fa, diciamo, un idillio del cibo di Siena. C'è questo Cenne della chitarra che fa un canto dove dice che bello vivere a Siena. Siena all'epoca era la capitale praticamente d'Italia, che bello vivere a Siena, mangiare capretti sovrani, eccetera, eccetera, eccetera. Arriva un altro poeta che gli fa la parodia e inizia praticamente a descrivere un banchetto terribile. E al centro, al cuore di questo banchetto, nel momento proprio dove il positivo si ribalta in negativo, cosa ci mette? Ci mette un pranzo ad Aristagni, cioè ad Oristano, in cui si mangia carne di porco grasso appeverata, cioè carne pepata, e poi dice un'insalata di ramerin, praticamente un'insalata di rami, di roba. Allora, per cui immaginate come la Sardegna all'epoca viene vista come l'inverso del positivo. Chiaramente i sardi lo sapevano, sono gli anni in cui i sardi, per esempio, preferiscono temporaneamente allearsi con i catalani per mandar via i pisani. È evidente che c'è questa cosa. Pensate che se voi aprite un dizionario dell'italiano e cercate Sardigna, questo è ancora lì dal Medioevo. Sardigna c'è scritto nome antico della Sardegna,
ma contemporaneamente il luogo nell'Italia medievale dove si buttavano le carcasse infette della macellazione. In particolar modo a Firenze, fuori porta, c'era un luogo dove si buttavano tutte le carcasse di animali putrefatte, si chiamava Sardigna. Insomma, capite che la storia un po' si ripete a volte, ed è ancora lì, è dentro il nome Sardigna, dentro i dizionari di italiano che abbiamo tutti a casa. Chiaramente noi non andiamo a cercare Sardigna, al massimo andiamo a cercare Sardegna, ma Sardigna nel Medioevo voleva dire quello, perché immaginatevi delle poesie in cui dicevano la cosa peggiore che ti può capitare è andare a Oristano, che era la capitale della Sardegna all'epoca, con un caldo torrido a mangiare carne di porco grasso appeverata. È contemporaneamente il termine utilizzato per dire il luogo dove buttiamo la carne infetta, e contemporaneamente, come diceva Dante nel De Vulgari Eloquenzi, i sardi, che non sono italiani, non hanno una loro lingua, sono imitatori delle scimmie, sono imitatori della grammatica come le scimmie dell'uomo. Cioè, capite che evidentemente non c'era grande simpatia all'epoca, e c'era però contemporaneamente un riconoscimento di una grande diversità. Ovviamente poi la Sardegna praticamente con la Carta dell'Ouro raggiunge l'indipendenza, dopo poi c'è la sconfitta, c'è la crisi a causa di tanti fattori che non stiamo qui a dire, inizia una fase, quella del periodo spagnolo, in cui prima di tutto i sardi stessi iniziano a pensare, questo lo fa Giovanni Francesco Fara, il primo storico moderno della Sardegna, iniziano a pensare che il loro modo di essere è sbagliato, cioè che quello che fanno è barbaro. Per esempio Fara scrive quest'opera che poi ha segnato proprio anche l'interpreta per tantissimi anni, per tantissimi secoli, il modo di pensarsi dei sardi. Dice: i sardi sono voraci, non sono delicati come gli spagnoli, mangiano addirittura mezzo maiale. Adesso lì è interessante perché mangiano mezzo maiale in una sera. Questo è un grande tema, perché io qui vi ho messo la prima attestazione certa, chiara, che io ho trovato, poi ce ne potrebbero essere altre, del fatto che in Sardegna si mangiano i maialetti, perché è chiaro che da un lato noi lo sappiamo per i resti, ok? Però siamo anche in una cultura dove finché non lo vedi scritto non ne sei del tutto convinto. Questa è una relazione al re di Spagna fatta da tale Carriglio, che viene spedito in Sardegna in questo regno sempre un po' riottoso, sempre un po' strambo, più o meno ai tempi di Fara, e gli dice: ma senti, descrivimi com'è fatta questa Sardegna, come vivono. E lui dice: ma guarda, si fanno delle grandi feste come se le facciamo anche a Madrid, e in particolar modo a Mamoiara ne hanno fatto uno dove a un certo punto ci sono stati ammazzati 600 maialetti, vedete, lechones, maialetti da latte. Questa è la prima fonte scritta in cui siamo sicuri che c'è stata una festa e stavano mangiando maialetti. In Fara troviamo: i sardi sono voraci, hanno una voracità barbarica, lo dice un sardo stesso, si mangiano mezzo maiale in una cena. Probabilmente dove c'era scritto maiale voleva dire maialetto, però non c'era bisogno di specificarlo, capite? Anche quando si studiano le cose del passato, della cultura, devi anche essere lì molto attento. Ma quando diceva maiale, cosa stava intendendo? Il maiale su Mannare, o stava intendendo il maialetto? È chiaro che se, vabbè, voraci, ma mangiarsi mezzo maiale da soli in una sera è un po' tanto. Probabilmente mezzo maialetto ci si può riuscire, ne ho conosciuto di amici che mezzo maialetto se lo fanno, forse ce n'è anche qualcuno qui. Allora, per cui capite quanti sguardi ci sono. Per esempio, questa festa è bellissima perché Carriglio dice: si fanno delle feste molto delicate come si fanno a Madrid, molto delicate. Allora stanno mangiando 22 vacche, 16 buoi, ci sono carne, c'è di tutto, capretti, maiali, galline, 600, pan di zucchero ce ne sono 65, 280 di altri dolci. Cioè, in realtà è tutto sempre tranne che delicata, diciamo che si stanno sfondando in realtà. È vero che erano in 2000 a mangiare, era la festa per il nuovo parroco di Mamoiana. E comunque questa cosa va avanti fino al Settecento, quando troviamo, qua, questo è un simbolo che sta proprio, è uno stemma del 1624 che sta vicino fra la Reggia e il Duomo di Oristano. Mi è sembrato un segno così,
qualche modo, che dice di qualche valore così di sovranità, insomma è semplicemente un segno, chissà di forse della famiglia Porco o Porceno, ma questi erano i Porco, non era il tuo lignaggio, erano gli altri. Ascolta, in periodo spagnolo parli anche di una tassa che non ho capito bene, adesso non saprei dirla. Poi. Lo sbarbaggio, c'era a un certo punto i paesi della Sardegna scrivono al re dicendo basta con lo sbarbaggio, basta. Lo sbarbaggio era praticamente una tassa sul possesso dei maiali, che era una tassa così esosa che alla fine si spiega perché i sardi erano voraci, perché piuttosto che darla all'esattore maiale se lo mangiavano, perché c'era scritto, siccome non era progressiva, cioè c'è un grande dibattito se le tasse devono essere progressive, cioè più ne hai e più paghi, oppure se bisogna fare una tassa unica per tutti, quanto guadagni. All'epoca erano per le tasse, un po' come stiamo tornando adesso, per le tasse diciamo flat, cioè tutti pagano uguali. Il poveraccio che aveva un maiale diceva ma non mi puoi far pagare, io che ne ho uno, mi fai pagare, cioè te lo devo dare tutto, piuttosto me lo mangio. E da lì i sardi sono diventati voraci. Però è interessante questa cosa dello sbarbaggio, probabilmente deriva dal fatto che avendo la peluria, il maiale prima di mangiarlo devi, s'abbruschiatura, lo devi bruciare, probabilmente sbarbaggiare voleva dire rasare tutto, per cui noi siamo stati vittime dello sbarbaggio, cioè di tasse su tasse che coinvolgevano il maiale. Il maiale, guardate, ancora nel Novecento, lo sapete, in Sardegna era il fulcro molto spesso dell'economia familiare, cioè attorno a quello ci superavi l'inverno con il maiale. Immaginatevi cos'era nella metà del 600 l'idea che questi arrivassero, la fonte lo dice chiaramente, adesso non ve la sto a cercare, e dice con lo sbarbaggio un pezzo lo devi dare al re, un pezzo lo devi dare all'esattore del re, un pezzo lo devi dare a quello che esegue, perché l'esattore non veniva a lui, ti mandava un altro, e un pezzo al parroco, e un pezzo a questo, a me non me ne rimane nulla. Si lupa pausa, almeno si lupa pari, no? Per cui sì, ci sono tante piccole storie dentro questa grande storia, comprese quelle che ci dicono, per esempio, anche di questi rapporti, anche per esempio fra classi popolari e il potere, che era esterno, ma a volte anche un potere sardo, cioè molti degli esattori chiaramente erano sardi che campavano sul fatto che la gente aveva i maiali e se li portavano via con le tasse. Ci sarebbero mille cose da dire, voi non immaginate quante cose ho preso, però volevo che arrivassimo prima che ci facciamo chiudere. Ascolta, saltiamo un po' qualche cosa. Ad un certo punto parli di Grazia Deledda, parli di Lusso, parli di Gramsci, del canonico Spano con i suoi proverbi. Ad un certo punto arriviamo alla filastrocca che tutti abbiamo conosciuto da bambini, gusto e soloco, gusto d'amore. Questo secondo me è un grande segno c'è un grande dibattito nelle scienze della cultura, perché a volte si pensa che la cultura è una cosa molto astratta, invece la cultura si tende a dire oggi, si dice secondo me giustamente, è qualcosa che noi incorporiamo, chiaramente quando mangiamo noi stiamo incorporando, ma pensate cosa significa avere nella mano una storiella sul maiale, cioè vuol dire che tu l'hai portata dentro il tuo corpo, cioè vuol dire che tu l'hai portata ai bambini, cioè gusto e subrocco, cioè, ce l'avete sempre qui il maiale, non è che dovete andare a cercarlo in macelleria, cioè ce l'avete già in mano, gusto e subrocco, gusto da motto, eccetera, eccetera. Allora, e pensate, la cosa interessante è che questa filastrocca similare c'è in Gran Bretagna, cioè i tre porcellini, tutta la cosa che poi arriviamo fino a Peppa Pig, ci unisce diciamo con loro, ma una cosa secondo me eclatante, che andando a vedere proprio i modi di dire, ce ne sono tantissimi che vengono sempre più repertoriati, registrati nell'Ottocento e inizio del Novecento in Sardegna, si vedono alcune cose importanti. La prima è che il maialetto ha quasi sempre un valore positivo. Cioè in sardo non c'è, sì adesso magari un po' nel sardo porcheddino, se sono procco, ma non si dice, cioè non dai all'altro del porco, come porco levale le mani di dosso, cioè, presente la frase del film, tu porco leva le mani di dosso. In sardo non c'è questa cosa, tutti i proverbi che vengono registrati il maiale è sempre positivo, anzi c'è Spano, questo studioso importante dell'Ottocento, che quando qualcuno interpreta negativamente un proverbio sul maiale dice no, sicuramente questa interpretazione è sbagliata, quindi non ne puoi parlare male,
è sempre positivo. Dall'altro lato una cosa incredibile è questa, che non è comune, a parte Peppa Pig, è questa identificazione che c'è in Sardegna fra i maialetti e i bambini. I maialetti sono i bambini sono i maialetti. Infatti noi non diciamo a cavalluccio, diciamo a palaproceto. O quadruproceto. Per esempio ci sono tutta una serie di modi di dire, per esempio per il bambino che ha paura, che ha tanta paura, nel centro Sardegna, ma magari c'è anche la versione più campidanese, fagerli su coru che porchetu in sacco, cioè il cuore gli batteva come quello del maialetto nel sacco, del maialetto che lo stanno portando ad ammazzare. Oppure, ecco, prendete questa frase, questo passaggio di Grazia Deledda, Cosima è un'autobiografia, dunque siamo alla 1880 circa. È appena nata una sorellina a Cosima, a Grazia. Però succede questo: venne una parente per sentire come stavano le ragazze. Entrando, per non dimostrare inquietudine, domandò con voce allegra, ovviamente questo era tutto in sardo, in originale: oggi è la festa del padrone di casa, farete banchetto, dov'è il porcellino di latte? Rispondono: il porcellino per la festa è su, in camera delle bambine, disse la madre con voce rauca, e la parente andò a vedere. Era morta Giovanna, la più bella di tutte le 5 sorelle. Cioè la bambina morta è come il maialetto offerto alla festa, offerto a Dio. Immaginatevi quanto è profondo nella Sardegna di fine 800 l'identificazione dei sardi fra i bambini e il maialetto, e in generale dei sardi col maiale. La stessa Grazia Deledda, quando deve scegliere un proverbio per indicare la condizione di vita dei sardi, dice: morrunza, morrunza, si ingrassa sul brocco. E lo traduce: per quanto murrungiando, però la nostra vita in qualche modo la sfanghiamo, la tiriamo avanti. Allora, guardate, non ci sono tante culture così, che si identificano così tanto. Per esempio, una cultura che ha un'identificazione fortissima con il maiale è la Cina. Ma vale a cercare, sicuramente non ci siamo influenzati con la Cina. Ad un certo punto tu dici il maiale sembra lasciare spazio, siamo arrivati agli anni 50, 60, no? Sembra lasciare spazio alla pecora, no? Che è un altro grande animale legato alla Sardegna. E mi ha fatto sorridere questo, perché ad un certo punto hai parlato di tante cose, di film che raccontano la Sardegna, e poi abbiamo trovato spazio anche per Benito Urgu, che sembra accettare questo binomio pecora e maiale. E quindi sottolinea appunto questa canzone conosciutissima, no? Quella della Lassa Serbeghe, oppure subito dopo i Porsei. Sì, io mi sono divertito un po' a saltare, diciamo, fra tanti pezzi di cultura. Appunto qui celebriamo anche Franco Puzzolo. Pensate quanto è importante, che ne so, la satira quotidiana sui giornali. Magari non tutti leggono un romanzo, ma la vignetta sulla prima pagina del giornale tutti la vedono. E così, magari non tutti abbiamo letto Così, ma neanche io, che sono un docente, ne avevo letto altri, ma non questo. Però chi è che non ha sentito Lassa serve che picca su cadu, corre ti cambiare, che mia figlia la sa tutta, pone lì sul gambale. Allora, oppure ve lo ricordate poi dopo Benito, questo nome è terribile, che l'unica cosa brutta di Benito è il nome. Che dopo, quando c'era Francesco Salvi che diceva questa macchina qua devi metterla là, e lui aveva fatto questa pecora qua devi metterla là, cioè, oppure Aldo Giovanni e Giacomo in quella bellissima parodia dei sardi, che i sardi bevevano la porca cola, però la porca cola era fatta di pecora spremuta. Cioè, ci sono una quantità, la cultura, gli stereotipi, quelli che chiamano gli stereotipi, passano così. Allora, la cosa interessante è che dietro gli stereotipi però noi possiamo veramente tracciare storie infinite, o comunque interessantissime. Per esempio, il dominio della pecora, che per noi oggi è effettivamente nel bene e nel male. Lo sapete, i sardi hanno sempre un rapporto un po' così quando qualcuno vi identifica con le loro pecore. Ma il dominio della pecora nasce
nella seconda metà dell'Ottocento, quando l'Italia, nella guerra delle tariffe con la Francia, decide di chiudere le frontiere e fa crollare il mercato di carne bovina che la Sardegna aveva con la Francia. E a quel punto l'economia della Sardegna si deve riconvertire alla monocoltura ovina, con l'arrivo dei grandi gruppi lattiero-caseari dal Lazio, il famoso pecorino romano, che se ci pensate noi siamo conosciuti al mondo perché facciamo il pecorino romano, che è una sfiga enorme, cioè tu nel mondo noi mandiamo, praticamente inondiamo il mercato americano di pecorino, però questi sanno che è romano. Vale a dire, poi quando a me capita di andare negli Stati Uniti a parlare della Sardegna, mi dicono noi non ne sappiamo nulla, la Sardegna dov'è? Gli ho detto, ci avete presente il pecorino che mangiate? Sì, e lo facciamo noi, ma si chiama romano. Per cui capite come anche, date bene i nomi ai prodotti, se qua ci sono produttori, fate attenzione perché veramente anche le identità culturali viaggiano così. Allora, noi siamo diventati produttori di latte e di formaggio ovino, non che non ce ne fosse prima, ma non era così centrale come è diventato dopo questa crisi, che è stata una crisi politica molto forte della seconda metà dell'Ottocento. Per cui vedete, gli stereotipi si fanno e si disfano. Certo, probabilmente la pecora e la pecora in cappotto rimarrà, e glielo auguriamo, sine die, un altro dei grandi simboli della Sardegna. Però questo ci dice anche come nella storia certe cose possono sparire, apparire, possono all'inizio essere al margine, poi andare al centro. Magari oggi il maialetto al centro, domani gli va in periferia, nella cultura, magari ce lo dimenticheremo. Difficile perché è lì da un bel po' di tempo. Però bisogna avere la coscienza che il nostro presente non è l'eternità, né bene né male, nel senso che potrebbe cambiare anche in meglio. Il tuo libro offre un'infinità di spunti, veramente tantissimi, anche legati a tematiche che sono quelle del presente, no? Una fra queste potrebbe essere il problema della peste suina, oppure l'arrivo in Sardegna di animali, maialetti, possono essere agnelli spacciati per prodotti sardi, quindi con un danno economico enorme. E poi l'altro aspetto che tu comunque sottolinei è l'importanza della lingua sarda, perché quasi restituire una cultura, cioè ciò che rende viva la cultura è la sua lingua. Nel momento in cui c'è un'assenza della lingua c'è anche una caduta, un declino della sua cultura, o almeno dei valori importanti che ci sono nell'immaginario, che so, della Sardegna. Chiaramente perdere la lingua significa perdere un patrimonio immenso e una parte di connessione con quello che siamo stati e anche con la possibilità di originalità che una lingua ti dà. Io sono chiaramente per un plurilinguismo, credo che una delle cose più assurde che è successa in Sardegna è che ci siamo fatti convincere che avere due lingue era meno che averne una. È incredibile, cioè potevamo essere tutti bilingue alla nascita, che questo ci avrebbe dato subito un cervello allenato per esempio a comprenderne altre di lingue, e invece siamo convinti che era meno il monolinguismo, e ancora siamo così, nel senso che poi quando si parla di bilinguismo si parla di due lingue usate non una nella vita di tutti i giorni, anche come stiamo facendo adesso, e l'altra in contesti di pura famiglia, o puro scherno, pura, possiamo dire, dimensione della battuta fra amici, eccetera. E questo è una perdita. Aver avuto due lingue sarebbe stato sicuramente un vantaggio, e chiaramente anche questo è una cosa che si può provare a recuperare. Non è facile. Una cosa che non la rende facile è che noi sardi non ci mettiamo mai d'accordo su quasi nulla, compreso su come si debba scrivere il maialetto, su procedo, porcedo. Allora, quando sono andato a presentare un pezzo di questa ricerca per una conferenza sul cibo, una conferenza molto importante sul cibo che si è tenuta alla New York University poco prima della pandemia, io sono andato, è uscita la notizia sull'Unione Sarda, io sono andato ed ero convinto che arrivando lì e che le persone leggendo questa cosa insomma, sarebbero state contente. Insomma, c'è un sardo che va a New York e gli parla della Sardegna attraverso il maialetto. E invece mi ritrovo appena atterrato a New York una mail terribile che mi diceva: non permetterti di dire porceddu, perché questa parola non esiste, si deve dire porcheddu.
perché questa è la vera parola. Poi dico, porca miseria. Poi me ne arriva un'altra. Non dire porceddu, si dice proceddu. Allora, io vorrei essere... A me piacciono tutte le versioni, non è che... Però ho scelto quella un pochino più standard. Tra l'altro porceddu sta già nel dizionario di ispano del 1850. Ma è incredibile. Per esempio, un altro ho saputo che uno scrittore sardo in privato ha detto: questa cosa di Sedda io lo stimo troppo, ma questa cosa che ha scritto su porceddu, come dicono i turisti. Come dicono i turisti? Cioè, cosa porceddu? Porceddu è semplicemente, è chiaro che se io parlo come parla nonna, che è di Nureci, dico proceddu. Se dovessi parlare in logudorese dico porcheddu. Ma sapete quante variazioni ci sono? Quelli che si mangiano le R dicono polcheddu, dalle parti del sassarese. E per non dire a Carloforte, dove sono nato e cresciuto, è un purchetto. E chiaramente voi dite, vabbè, ma il genovese antico, no? Il tabacchino non fa parte. Sì, ma anche nel sardo ce ne sono di varietà. Allora, chiaro che dovendo scrivere, io ho scelto una varietà, come possiamo dire, che mi sembrava mediana, anche perché in teoria, se noi fossimo come si fa in Brasile, uno potrebbe scrivere porceddu e leggere porcheddu, perché la C si può pronunciare, lo sapete, sia dura che dolce, per cui è già doppio questa scrittura. Però è incredibile come invece di essere contenti che c'è una parola sarda, si scatenano queste guerre su come andava scritta, su qual è quella vera. Allora, secondo me, però io dico così, però almeno poi quando lo mangiamo siamo tutti d'accordo, allora già questo è un buon segno, diciamo che possiamo farcela a trovare, diciamo, un modo di unità, e per esempio siamo tutti d'accordo che siamo i più bravi a farlo, questo non ce lo possiamo negare, con un po' di bavola, diciamo. Ho visto che hai inserito la vignetta. Che hai mandato, sì, grazie. È un po' la vignetta che Franca ci ha regalato, mi ha inviato per questa serata. Io volevo forse chiudere adesso, vero? Che mi guarda da triangolazione. Ti volevo chiedere solo un'ultima cosa. Che soddisfazione ti ha dato questo libro? Immagino tante, vero? Ma sì, ma guarda, una delle soddisfazioni più grandi è vedere persone che mi hanno detto non pensavo che si potesse tirar fuori così tanto e anche mettere tanta cultura in una narrazione che poi si fa leggere con grande piacere. Siccome io sono comunque, la mia impostazione è quella di un docente universitario e quando scrivo cerco il più possibile di essere rigoroso, attento e chiaramente se possibile anche di scoprire qualcosa di nuovo. Dovete capire che quando un docente scopre qualcosa tendenzialmente la deve giustificare, dunque a volte diventa pesante, la scrittura mette un sacco di note. Allora io ogni volta che ho scritto dei libri tutti mi dicevano ma questo l'hai scritto è troppo difficile. Allora io vivo con questo complesso che devo riuscire a semplificare le cose. Ci vorrebbero 2 vite, cioè fare prima il lavoro in cui scopri le cose e lo scrivi per gli altri colleghi, perché chiaramente gli altri colleghi sono lì pronti a cancararti se tu dici qualcosa di sbagliato. Dall'altro lato poi ci vorrebbe un'altra vita per scrivere lo stesso libro difficile in versione facile. Allora qui ho provato a fare le 2 cose assieme. Ho avuto così dei feedback, mi hanno detto che ci sono riuscito a tenere insieme le 2 cose, chiaramente questo mi ha fatto piacere anche perché mi piacerebbe che anche attraverso la lettura di questo libro, tra l'altro abbiamo tenuto ad un prezzo popolarissimo, per cui proprio per arrivare a più persone possibili, molti in fondo scoprissero la bellezza della storia sarda, la ricchezza della storia dei sardi, fuori dal vittimismo che a volte ci prende, nella consapevolezza che abbiamo avuto momenti alti, momenti bassi, però c'è tanto e quando la scopri questa storia ti viene voglia di esserne protagonista e magari anche avere dei momenti così di soddisfazione finale che celebreremo con dei bei maiali d'arrosto. Grandi banchetti. Esatto. Allora, grazie veramente infinitamente a Francesco Sedda, è stato un grande regalo per me aver presentato il libro. Grazie a tutti. A tutti. Allora procediamo con la consegna dei ricordini. Giacomo e Davide, prego. Ricordini.
Eccoci qua. Grazie Giacomo, grazie. La parola al nostro direttore artistico. Stanno censurando. Ah no, ecco. Invito subito Maria Grazia Medda e il professor Gianni Moriani per il nostro ultimo appuntamento. Al termine dell'appuntamento col professor Gianni Moriani faremo la premiazione del premio Puzzolo per un artista sardo. Dovete indovinare chi è. Maria Grazia, sì, prego.